Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite graditissimo ed è un piacere averlo qui con noi, il professor Andrea Crisanti, quindi stavamo raccontando, l'ho interrotto proprio. Allora la gente oggi dice, professore, sono preoccupato, è un momento di tregua o è un momento che bisogna comunque rimanere sempre in alta tensione, rimanere sempre controllati, rispettare i protocolli della mascherina, di tutto quanto? E quando potremo liberarci da questo? Quando ci sarà il vaccino oppure qualche farmaco aiuterà a risolvere il problema? Prima? Ma guardi, penso che lei ha usato la parola giusta, siamo in una situazione di tregua. Una situazione di tregua caratterizzata appunto da bassa trasmissione e sicuramente dalla dimostrazione che abbiamo imparato tante cose e abbiamo la capacità di identificare e circoscrivere i focolai come si presentano, perché recentemente ci sono state diverse situazioni, Bologna, Napoli, Palermo, anche lo stesso Veneto, in cui ci sono stati dei focolai, ma che sono stati rapidamente identificati e circoscritti. Adesso abbiamo imparato come si fa: se c'è un focolaio si testano tutte quante le persone di quella comunità e si mettono in isolamento. Ecco, questa sicuramente è la strategia giusta, però questi focolai ci dicono anche che il virus continua a circolare, quindi sicuramente bisogna aspettarsi che questi focolai continuino per un po' di tempo e sicuramente in autunno e inverno immagino saranno più numerosi e forse anche più estesi. Questo non vuol dire che uno non debba andare al ristorante, guardi, io ci vado, non vuol dire che una persona non debba andare su una spiaggia, perché lì esistono delle condizioni relativamente sicure. Però le dico, se io vado al chiuso con persone che non conosco in una struttura che ha l'aria condizionata, la mascherina me la metto sempre. Ecco, quindi questo Perché l'aria condizionata? Perché l'aria condizionata favorisce la trasmissione, perché abbassa la temperatura e in alcuni casi può aumentare anche l'umidità relativa, quindi insomma l'aria condizionata è una di quelle situazioni in cui può favorire la trasmissione del virus. Non tanto per il meccanismo di circolazione dell'aria, proprio perché fa più freddo fondamentalmente. Ecco, quindi se io sto in una situazione del genere me lo metto. Quindi non è che sono paranoico che me la metto dappertutto, però sono consapevole che c'è e quindi ci sto un po' attento. Ecco. Penso che verso ottobre-novembre, a secondo della situazione, magari utilizzerò qualche precauzione in più. Ma perché in più. tutti dicono ritornerà, professore? Ma ritorna perché... È sicuro che ritorna? Ma scusi, oppure... ritorna. L'abbiamo avuto la dimostrazione proprio pratica che ritorna. Nell'aereo che veniva da Bangladesh c'erano 25 persone positive. Nel mondo ci stanno, ieri c'erano 245.000 casi. Allora, se la pandemia, saremo al sicuro quando la pandemia sarà finita fondamentalmente. Proprio se vogliamo dare una data fine a questa storia. E quindi quanto tempo ci vorrà? Questo non lo può dire nessuno, glielo dico sinceramente, però guardi, potrà durare un altro anno, un altro 2 anni, però ecco, non è che voglio dire che l'anno prossimo ci ritroviamo in piena pandemia. Io penso che l'anno prossimo, ottobre-novembre, avremo focolai come quelli che stiamo vedendo adesso in varie regioni d'Italia, forse più numerosi, leggermente più grandi, ma io penso che abbiamo imparato un sacco di cose e sicuramente abbiamo la capacità di circoscriverli. Abbiamo imparato in che senso? Cioè nel modo di curarli? No, abbiamo imparato come contrastarli fondamentalmente, come lei ha fatto all'inizio, ha fatto vedere lo studio di Vo. Noi sappiamo adesso con lo studio di Vo che se si fa il tampone a tutte le persone coinvolte nel focolaio e si isolano, la trasmissione si blocca. Ecco, questa è la ricetta fondamentalmente. È quello che lei... E funziona, e adesso è replicata praticamente dappertutto. Poi recentemente avevamo posto anche l'attenzione sul fatto degli arrivi con la riapertura del traffico internazionale e penso che questo adesso debba essere anche la nostra priorità, cercare di evitare che persone infette dall'America, dal Brasile, dall'India rientrino in Italia e inneschino di nuovo focolai. Ecco, questa penso che debba essere una delle nostre priorità. Diciamo che bisognerebbe per paradosso metterli in quarantena quelli che arrivano... Ma guardi, io non penso che bisognerebbe metterli in quarantena, guardi, basterebbe fare come hanno fatto a Fiumicino, gli fanno il tampone a tutti, scaricano un'app, no Immuni, ma un'app che li traccia fisicamente e se sono negativi
possono chiudere l'app, se sono positivi si mettono in isolamento. E quindi bisognerebbe fare i tamponi come... A tutti coloro che vengono da paesi a rischio. E quindi anche questo dovrebbe essere ovviamente diventa anche un costo, diventa però... Guardi, ci dobbiamo, di nuovo, è un costo, ma qual è il costo? Noi abbiamo speso 160 miliardi per arrivare a questo punto, no? Se dobbiamo spendere qualche centinaio di milioni, a me mi sembrano soldi spesi benissimo. No, certo. Come direbbero gli inglesi, we must, we will, dobbiamo e lo faremo, ecco. Certo. Senta, professore, gli asintomatici in questa partita che importanza hanno e soprattutto come possono essere riconosciuti se non hanno nessun sintomo? Gli asintomatici hanno un'importanza fondamentale e penso che sia stato un peccato che quello che è stato fatto a Fiumicino l'altro ieri non si sia potuto fare mesi prima con i cinesi che arrivavano dalla Cina, cosa che noi tra altre cose avevamo anche proposto come Università di Padova. E anzi direi che l'episodio di Fiumicino testimonia come numerose persone sono in grado di mettersi in viaggio, farsi 12 ore di viaggio, passare il termoscanner ed essere infetti. Questo è proprio, secondo me, guardi, quest'ultimo episodio è a conferma di tutto quello che abbiamo detto, è anche emblematico del ruolo che gli asintomatici possono avere nella trasmissione di questa malattia. E quindi bisognerebbe anche loro fare il tampone, semplificando il ragionamento. Cioè, in che senso, scusami? No, dico, se uno è asintomatico e questo può trasmettere se uno è asintomatico chiaramente non lo sa lui né lo sappiamo noi. Va bene, esatto. Allora, come si identifica l'asintomatico? L'asintomatico nel caso di un focolaio si identifica testando tutti i contatti fondamentalmente, cioè parenti, amici, vicini di casa e colleghi di lavoro, perché è lì che va cercato. Nel caso di persone che vengono dall'estero, all'aeroporto, è evidente. No, ma le faccio, mi scusi, non capisco, c'è questo asintomatico, infetta 10 persone, allora io vengo infettato, cerco di semplificare il ragionamento, vado dal medico, il medico mi fa il tampone, risulta positivo, io mi dico dove sei stato? Sono stato qui, e lei va da tutti, però l'asintomatico io non so, è così, ho capito quello che lei dice. Beh, guardi dunque, allora... È chiaro che... Cioè può sfuggire al controllo l'asintomatico? Questa è la domanda che le voglio fare. Guardi, c'ha la potenzialità di sfuggire chiaramente, questo non è in dubbio, però se noi combiniamo il tracciamento, se noi combiniamo il test ai contatti e poi utilizziamo un sistema anche di identificazione dei contatti elettronico, quindi sicuramente lo identifichiamo. Quindi... tipo, che ne so, l'app Immunis, se vogliamo parlare di questa app, ecco. Senta, professore, ritornando all'indietro, lei è stato il professore dei tamponi, è giusto usare questa terminologia, e ha intrapreso questa strada. All'inizio di questa storia però ovviamente qualcuno le aveva detto no, aspettiamolo, allora andiamo a vedere il servizio e poi entriamo sul territorio, perché lì è nata tra lei, il governatore, la regione, una diatriba che cercheremo di capire subito dopo il servizio. Ascoltiamolo. Si potrebbe dire che sia stata una battaglia combattuta da squadra. Di certo ormai è riconosciuta pressoché da tutti la grande capacità che ha avuto il Veneto nel fronteggiare la pandemia da coronavirus nel corso degli ultimi mesi. Eppure anche in una regione modello e capace di compiere scelte all'avanguardia non sono mancate le polemiche. Il tema è a chi attribuire i meriti di questa gestione virtuosa. A sentire Zaia, che si prende quello di aver preteso che tutta la popolazione di Vo venisse sottoposta a tampone subito dopo la notizia dei primi 2 positivi all'ospedale di Schiavonia, un ruolo fondamentale è stato svolto dalla dottoressa Francesca Russo, capo del Dipartimento di Prevenzione della Regione. È lei la madre del modello Veneto, aveva dichiarato alcune settimane fa il governatore, che aveva anche specificato come proprio la dottoressa Russo avesse elaborato un piano già il 31 gennaio, un piano che prevedeva tamponi e isolamento fiduciario, una ricetta che oggi conosciamo fin troppo bene. Frasi che però non sono piaciute ad Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, salito a sua volta agli onori delle cronache per l'importante lavoro di ricerca svolto sulla popolazione
popolazione di Vo. Se la dottoressa Russo aveva un piano sui tamponi, ha replicato Crisanti, deve spiegare perché l'8 febbraio il suo ufficio mi ha intimato di non fare più i tamponi a chi tornava dalla Cina. Dire che avevo un piano è una baggianata, tanto che poi ha specificato di aver ricevuto una lettera nella quale il direttore della Sanità Veneta, Domenico Mantoan, lo minacciava di danno erariale. La replica pronta è giunta allora dalla stessa dottoressa Russo. Crisanti ha dichiarato di voler fare i tamponi ai cinesi attraverso la stampa, senza fare mai una dichiarazione formale. La notizia l'abbiamo appresa dai giornali l'11 febbraio. Schermaglie di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma forse insite nella natura umana quando ci si trova di fronte ad un grande successo. Quello che rimane è la gestione virtuosa dell'emergenza e la dimostrazione di come, lavorando in squadra, si riescano ad ottenere importanti risultati, con buona pace di chi cerca una sola persona a cui attribuire i meriti. Allora, professore Crisanti, io devo fare un complimento perché lei arriva ovviamente da una scuola dove ha lavorato ovviamente in un paese straniero, dove lei ha detto papale è quello che... Qui qualcuno non parla perché hanno paura del sistema, hanno paura... Invece lei ha detto papale è quello che è capitato e che è successo. È pentito di averlo fatto o... No, assolutamente, non sono pentito, guardi, rifarei tutto. A proposito dell'episodio di fare i tamponi ai cinesi che tornavano, era una cosa che avevamo concordato con l'università, che avevamo inizialmente proposto a tutti gli studenti che tornavano dalla Cina. Dopodiché era stata la comunità cinese stessa a chiederci di estendere questa analisi. E guardi, e ritorno a ripetere, il caso dell'aereo che è tornato da Bangladesh ieri dimostra che avevamo ragione. Noi, se non fossimo stati bloccati l'11 febbraio, avremmo intercettato i cinesi positivi e l'epidemia sarebbe completamente diversa, avrebbe avuto un corso completamente diverso. Con meno infettati e meno morti? Ma sicuro, perché è proprio il caso dell'aeroplano di ieri che dimostra che è stata persa un'occasione unica quando siamo stati bloccati, perché noi l'8, il 10 l'11 febbraio con l'accordo della comunità cinese eravamo pronti a testare tutti quanti che venivano dalla zona di Wuhan e così via. Perché l'hanno bloccato? Per danno erariale, perché non era previsto dalle direttive. Poi, per quanto riguarda il... Mi scusi, professor Chiara, però dopo non le hanno detto, guardi, professor Crisanti, aveva ragione lei, se non mi viene la parola, però ho capito, e appena lei ci ha detto di fare i tamponi, iniziavamo subito a farli, molto probabilmente avremmo infettato meno gente e molto probabilmente avremmo anche salvato più vite umane. Qualcuno le ha chiesto scusa di questo? No, oppure guardi, no? Non voglio entrare in questo discorso, diciamo no, però... poi per quanto riguarda, guardi, il successo del Veneto è stato sicuramente un successo di tantissime persone. Comunque qui torno a ripeterlo e veramente non credo che potrò mai essere smentito. Il 17 marzo, dopo i risultati di Vo, io ho presentato un piano all'assessore Lazzarin, il quale è stato recepito il 17 marzo con una delibera della Giunta. Quindi qualsiasi cosa precedente a questa data non parlava di potenziamento delle unità per fare tamponi, non aveva nessuna progettualità di usare il tampone come strumento di sorveglianza attiva. Il piano di sorveglianza attiva della Regione Veneto data il 17 marzo ed è stato recepito dopo una mia proposta fatta alla Regione. Allora possiamo dire, perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, il professor Crisanti ha detto facciamo i tamponi e dopo Zaia ha firmato e ha detto a Vo si fanno i tamponi. No, è una cosa diversa, guardi. Zaia ha detto facciamo i tamponi a Vo ma stiamo praticamente al 21 febbraio, va bene? Quindi dopo? No. Prima, stiamo al 21 febbraio, l'8 marzo, il 17 marzo viene dopo, ha fatto certo. Il 21 febbraio, Zaia ha dichiarato ha fatto fare i tamponi a Vo. Però è stata una decisione presa sulla spinta dell'emergenza, senza nessun razionale scientifico, perché altrimenti avrebbe dovuto utilizzare la stessa strategia a Limena, avrebbe dovuto usare la stessa strategia a Treviso, il secondo focolaio, avrebbe dovuto usare la stessa strategia a Venezia ed impedire di fare il carnevale. Parliamoci chiaro, se fosse stato coerente su questa decisione. Ha fatto il tampone a Vo a tutti quanti, senza comprenderne le conseguenze scientifiche.
Gli ho telefonato, gli ho spiegato qual era l'importanza della situazione che si era venuta a creare, gli ho chiesto di fare il secondo tamponamento per capire qual era l'effetto delle misure adottate. Abbiamo scoperto che gli asintomatici trasmettevano e questo avviene verso il 4, 5, 6 marzo. Il 17 marzo io presento alla Regione il piano di sorveglianza attiva, cioè l'uso dei tamponi non solo per la diagnosi ma per andarci a cercare le persone positive. È così che nasce il modello Veneto. Poi sicuramente non sono stato io a realizzarlo in pratica giorno per giorno, però La strategia... sono certo che quello che le sto dicendo adesso non verrà mai smentito. E perché poi è nata questa diatriba con il governatore, con la dottoressa Russo, e non è stato dato un merito che mi sembra sia lampante, insomma, nei suoi confronti? Ma guardi, io penso che penso che ogni politico poi vuole incassare il merito, è naturale, no? Poi obiettivamente il merito ce l'ha avuto perché mi ha dato retta, quindi sicuramente, però sa, a un certo punto poi forse magari, guardi, non lo so, perché poi a un certo punto ha voluto ridimensionare qual era il mio ruolo, però a me non interessa, io lo dico sinceramente, tanto la verità, le posso dire, è scolpita nei fatti. Ma non ha senso ridimensionare un lavoro di uno, perché lui dice in una dichiarazione, il governatore ha detto io ho i cavalli di razza all'interno della mia scuderia e ovviamente tra cavalli di razza c'è sempre qualche diatriba, qualche piccola discussione. È semplicistico questo ragionamento secondo lei, professor Crisanti, oppure Ma guardi, era un modo per salvare la baracca, usiamo questo termine, via? Ma guardi, sicuramente io penso che il governatore ha in qualche modo, non lo so, ceduto alle pressioni di persone che volevano riconoscimenti e visibilità che non avevano, appunto. Penso che non ci sia... È chiaro che poi alla fine chi aveva i dati e chi li ha elaborati sono stato io, perché poi su Nature ho pubblicato io, non ha pubblicato nessun altro, quindi alla fine... È stato chiarissimo. Non ho capito il passaggio perché in effetti io l'avevo sentita come l'ha raccontata lei, però poi è nata appunto questa diatriba e sicuramente quando si parla di salute delle persone non è bello sentire E poi a un certo punto, guardi, mi sono tirato fuori da questa cosa, lei me l'ha ricordata adesso, quindi ho voluto in qualche modo cogliere l'occasione per fare chiarezza, ma poi ho cercato di evitare questa cosa perché non è una cosa ma poi guardi, è andato avanti lo stesso, per interessa. esempio il dottor Zangrillo, che lei conosce che è il primario del San Raffaele, ha detto ora come ora non c'è malattia perché la carica virale e la capacità replicativa del virus non è in grado di produrla. Ma guardi, io sfido gli ascoltatori a decifrare queste parole. Perché è anche difficile per me comprenderle dal punto di vista microbiologico e anche dal punto di vista epidemiologico. Il professor Zangrillo vuole praticamente dire che in questo momento le persone sono infettate con meno virus, che è quello che le avevo detto io prima, che è la verità, però non è una verità assoluta. Cioè, se uno fotografa una situazione in un momento può dare un'idea completamente errata, perché l'epidemia non è un terremoto o un'alluvione, è un processo dinamico. È la ragione per cui noi a VO abbiamo voluto fare 2 campionamenti per in qualche modo ricostruire la trama dell'epidemia. Allora uno dice vabbè adesso non ci stanno praticamente più casi, ma guardi che se lei si trova in un ciclone, a un certo punto arriverà un momento che guarda il cielo, dice il cielo è sereno, ma il ciclone deve ancora passare, Non è che una fotografia dice e fotografa una realtà, e io penso che un medico, un ricercatore debba contestualizzare. Io quello che contesto a queste affermazioni è che non sono contestualizzate, cioè non sono messe all'interno di un processo. Allora, se mi dice noi in questo momento stiamo in una situazione privilegiata, perché siamo reduci da 3 mesi di lockdown, perché usiamo le mascherine, abbiamo un distanziamento sociale e quindi la carica virale, siamo favoriti dalle condizioni ambientali e climatiche, quindi la carica virale è minore, io sottoscrivo aggiungendo che è una situazione in evoluzione di cui non conosciamo tutti quanti gli aspetti. Sono 2 cose completamente diverse,
Certo, poi le chiedo una domanda prima della pubblicità, professore. Allora, io vado dal medico, visto che parliamo di tamponi, e ho un po' di sintomi, ho un po' di tosse, mi manca un po' di respiro, vado dal medico e faccio il tampone e risulto negativo. Vado dopo 2 giorni e risulto positivo. È importante andare dal medico nel momento giusto per capire se uno ha preso il virus o meno? Devo rispondere adesso o dopo Dopo la pubblicità, tra poco, dopo la pubblicità.